Buongiorno a tutti e benvenuti all'Angolo del Gusto. Oggi presentiamo il vino dei poeti Valdobbiadene Superiore, un prosecco di OCG ottenuto dalla vinificazione di uve glera coltivate nella fascia collinare della provincia di Treviso, compresa fra le cittadine di Conegliano e Valdobbiadene. Il Conegliano Valdobbiadene è stato riconosciuto di OCG nel 2009 e rappresenta l'eccellenza qualitativa del prosecco. Le uve impiegate per la produzione di questo vino vengono coltivate in prossimità delle prealpi venete, una zona caratterizzata da inverni lunghi ma non particolarmente rigidi e da estati calde ed afose. Quest'area presenta una grande variabilità di suoli, pendenze, esposizioni e, come tutte le zone collinari, un'escursione termica che si traduce in un bouquet più ricco, più complesso e soprattutto più elegante. Le uve vengono raccolte a mano e questo permette la vendemmia scalare, che consiste nel raccogliere uve di una stessa vigna in momenti successivi a seconda del grado di maturazione. La vendemmia manuale permette inoltre di selezionare i grappoli raccogliendo solo quelli sani, maturi, idonei e permette di proteggere l'integrità dei grappoli stessi. Così come prevede il metodo Martinotti, la fermentazione avviene in autoclave a temperatura controllata. Al termine della fermentazione il vino viene lasciato a contatto con i lieviti non più attivi, i quali, grazie all'autolisi, rilasciano tutta una serie di sostanze che vanno ad incrementare il corpo, la struttura e ad arricchire il bouquet del vino. Il vino viene poi stabilizzato a freddo, filtrato ed imbottigliato. Procediamo alla degustazione. Brillante, giallo paglierino, come potete vedere il perlage fine e persistente. A naso è tipico, caratteristico, fine, raffinato, spiccano gli aromi fruttati, la mela, la pera, gli agrumati, ma anche gli aromi floreali che ricordano la primavera, il glicine, l'acacia, il mughetto. Armonico, equilibrato, elegante. Al palato si presenta al tempo stesso morbido per il residuo zuccherino e asciutto per una acidità vivace. Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo all'Angolo del Gusto. Cin cin!